dove c'è il lavoro nero è dove più spesso accadono incidenti ed infortuni. Una mozione per introdurre badge di presenze nei cantieri con affidamento sopra i 500.000 euro è quella presentata dal PD e che andrebbe ad aumentare così il controllo nei luoghi di lavoro, la vigilanza e la tutela dei lavoratori dal punto di vista personale e contrattuale. È un accordo che viene stipulato tra parti datoriali, parti sindacali, enti locali, per cui in ogni cantiere appalto importante tutti i lavoratori sono registrati attraverso un badge elettronico che consente in tempo reale di sapere quante persone sono regolarmente presenti sul cantiere, con che mansione, con che inquadramento contrattuale, con che formazione e con che retribuzione. Un atto che arriva dopo le ennesime morti sul lavoro, un campanello d'allarme gigantesco, come lo ha definito Camani, e che il Partito Democratico chiede immediatamente di fermare anche con l'introduzione della mozione sul badge. La Regione del Veneto è una delle poche regioni in Italia che non è dotata di una legge apposita sulla salute e sicurezza dei lavoratori, calcolando che le regioni hanno ampie competenze. La vicenda dei due ragazzi stranieri morti in una cisterna pochi giorni fa nel Veneziano è emblematica. I dati INAIL parlano chiaro, i decessi registrati sui posti di lavoro tra gennaio e giugno, osserva Camani, sono stati 16 nel 2024 e 36 nel 2025, ovvero un aumento del 125%. Prevenzione, il controllo e la vigilanza. Gli organici dell'Ispisal nella nostra regione sono fortemente sottodimensionati e alcune figure professionali mancano del tutto. Seconda questione, la formazione. Bisogna investire molto di più nella formazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei datori di lavoro. Non ultimo il controllo della regolarità dei contratti, che andrebbe così a tutelare la dignità dei lavoratori, che si tradurrebbe dunque anche in un aumento dei controlli. Soltanto attraverso un investimento vero sulla regolarità del lavoro, sul livello dignitoso della retribuzione e su controlli capillari possiamo estirpare quello che è a tutti gli effetti un cancro della società moderna.